Euroregione News. Il Mosaico, 20 anni di solidarietà volontaria per i disabili. Il centro occupazionale diurno di Codroipo ha raggiunto il bel traguardo dei 20 anni. La festa ha visto tra gli ospiti tutte le autorità locali, con i sindaci e assessori del Medio Friuli, oltre all'assessore regionale alla sanità Maria Sandra Telesca. Dopo i discorsi di rito, sono stati invitati a pranzare all'interno della struttura insieme ai disabili e ai volontari del Mosaico. Aprendo i festeggiamenti, il sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti, ha espresso parole di riconoscimento del valore assoluto della struttura codroipese e il ringraziamento a tutto il mondo del volontariato, con la certezza che il futuro del centro diurno sarà roseo. 20 anni del Mosaico, una delle migliori realtà del territorio, non solo del Medio Friuli, ma oserei dire regionale, per quanto riguarda le persone che volontariamente si occupano delle persone meno fortunate di noi. Abbiamo noi questa fortuna di ospitare questo centro diurno a Codroipo, e festeggiare i 20 anni rappresenta oggi un onore esserci, ma soprattutto un traguardo importante, perché questa struttura l'ha voluta, l'ha creata e l'ha implementata nel corso degli anni. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.